La stampa, quando do la fratellanza. Allora, la stampa sul piano casa di generazione, una comunità completa per Padova e per il Veneto. Ecco, noi abbiamo fatto questa conferenza stampa proprio per dare la ricaduta del piano casa e non solo qui nella città di Padova, nella provincia di Padova e in tutto quello che è il contesto veneto. Credo che questo sia uno degli aspetti che io ritengo fondamentali oggi rispetto a una società che è cambiata, che ha delle esigenze completamente diverse rispetto ai invece vent'anni, o come si diceva, e vorrei chiedere a voi chi si ricorda dell'ultimo vero piano casa che non ne aveva. Fanfani. I 2 o 3 giorni fa, insomma. Quindi credo che rispetto rispetto al loro, ci abbiamo fatto sempre farvi vedere, ci troviamo la radio, rispetto ad allora, è una società che è cambiata. Oggi la casa, forse come lo è sempre stato, ma in modo particolare oggi, è necessaria per i nostri giovani. Chi dei nostri giovani riesce a farsi carico a fare il genitore, cioè credo che sia uno dei grandi temi che abbiamo di fronte a noi. Farsi casa significa costruirsi una vita significa anche avere dei figli, in un momento in cui la denatalità è uno degli aspetti più importanti che abbiamo di fronte a noi. E poi c'è tutto un aspetto diciamo di una fascia ulteriore di rete di età anche media, una fascia media anche di reddito, ma non solo di reddito di età, che oggi ha difficoltà anche nel mondo di farsi casa perché con gli stipendi eccetera, i tuoi costi che ci sono, hai un grande problema. E poi abbiamo l'età importante che va sopra i 60-65, una volta a 60 anni, uno dire la sua percorso lavorativa, molti di noi a 65 anni ci lasciavano. Oggi uno a 65 anni un ragazzino, 70, 80, 90, 100, ma tu sai che i viventi sono più di 1500 ultra centenari. In Italia ci sono decine di migliaia. Quindi è cambiata la società, sono cambiate le esigenze e sono cambiate le esigenze sulla casa. Oggi quando sono 80, 90 anni, 100 anni, per caso ancora autosufficiente, trova le prime problematiche di rimanere sola. E come nasce l'analisi sociale, eccetera, una diversa riorganizzazione anche lì della vita. E questo lo dobbiamo tenere conto, non è importante, visto anche l'aumento della popolazione. Quindi è delle esigenze che sono chiaramente completamente diverse da quelle che abbiamo visto nella storia. Il piano casa parte proprio con questo, un intervento primario su quello che riguarda la residenza di l'ERP, edilizia residenziale pubblica e quindi per quelli che sono i più bisognosi, quelli che hanno più bisogno. E quindi l'intervento di ristrutturazione, di messa veramente a posto di tutti quegli abitazioni per poter dare ai cittadini. Ci sono decine di Italia, poi interverrà l'amico Andrea Napoli con noi, che non so, rispetto della casa, interverrà il vicepresidente prima Alessandro Simonetto e la presidente di Ance Padova, Moduca Rosselli. E poi noi parleranno anche sulle specificità dei dati. Ma questo è un aspetto veramente importante. L'altro aspetto che oggi ci riguarda poi è quello invece dell'edilizia agevolata per chi è fuori dall'ERP, ma che ha un reddito totale che non gli permette chiaramente di avere la possibilità della casa. E qui io ricordo anche della storia, ricordare la storia delle cose positive vanno bene per guardare il futuro cambiando le regole. Questo è il concetto quello che era l'edilizia agevolata. I lavoratori si mettevano insieme per costruirsi le case attraverso modalità cooperative o altro genere e avevano chiaramente la generazione, la tecnificazione per potersi fare questa casa. Sono sparite negli ultimi decenni anche questi tipi di legislazione. Siamo a casa per avere anche le modalità tecniche e altrettanto quelle che poi invece non si housing sociale
che poi che riguarda tutti in modo particolare anche il caso più importante. E poi la collaborazione tra il pubblico e il privato, con la garanzia che il pubblico è passato il termine, scusate, che il privato è, tra virgolette, controllato dal pubblico in maniera certa rispetto a quello che deve dare rispetto al percorso 70-30, mi pare, un 70% per l'edilizia agevolata, 30% e quindi ci sono delle modalità importanti. E chiudo questa premessa, penso si Padova, questa premessa con questo effetto. Dobbiamo riconoscere fiducia. Sì. Fiducia è una cosa seria. Oggi c'è sfiducia tra quella che è l'inquilino, il cittadino e le proprietà. Noi dobbiamo rimettere insieme tutto questo, perché se acquisiamo fiducia, forse un cibo migliaia di passioni sullo street, ma che non vengono messi chiaramente nel mercato, non vengono essere messi nel mercato, se questo chiaramente viene creato. Quindi abbiamo necessario una task force, chiamatela come vogliamo, un tavolo, una regia, eccetera, tra tutte le istituzioni, ad esempio la regione Veneto, c'è il presidente i comuni che gestiscono tutta la parte di richiesta di edilizia agevolata da parte dei cittadini. Nel caso quando hanno l'università, uno delle altre grandi attori di questa città fondamentale, noi abbiamo non so, 47.000 studenti che vengono alla città, di cui 47.000 fuori sede, quindi una richiesta di 5.000 all'oggi. Ma voi pensate solo domani con un nuovo fondo ospedaliero? Appelliamo lavoratori, medici, infermieri, operatori, tecnici, qualsiasi genere da fuori città, quindi abbiamo una frazione giornaliera durante il giorno strepitosa per la nostra città, che deve crescere, deve diventare la capitale del vento del nord-est rispetto a quello che può dare che dà. Abbiamo un po' di qua a partire in un contesto della grande città per il mondo della propria economia, però è chiaro che ci sono le sinergie anche attorno, diciamo, ai ulteriori migliori risposte. Però poi se andiamo a vedere un percorso di vita, vogliamo rischio di non dare nessun percorso di vita di queste persone. E quindi, da un punto di vista classico della normativo, ma quello sulla carta. Ecco, questo è la motivazione forte che noi oggi dobbiamo portare per quanto riguarda il nuovo caricato. Allora, abbiamo la 93 che fa vedere uno slide rispetto alle invece. Buongiorno a tutti, grazie, ringrazio Enrica, Alessandro e Mario. Piacere come continua a manuale perché non funziona. Ed è creato un po' di dati per raccontare perché da qualche settimana è nato questo piano casa che parte 2 anni fa con l'inizio del piano casa, del ricordo salva casa, nato dall'amministrazione dei trasporti e che oggi poi ha preso che nasce da una problema. E in Italia abbiamo oltre 8 milioni di metri di case dormienti. Ci sono le cosiddette case sfide, sono quelle case che in parte rappresentano le seconde e terze case che vengono utilizzate di tanto per le vacanze di 10 all'anno, ma una parte sono case che appunto vengono rimesse sul mercato perché non c'è l'assenatore, c'è il timore di affittare, c'è il timore che chi mi mette in casa poi non si è. Il governo ha integrato proprio all'indicazione del senatore con l'ultimo decreto approvato nei giorni scorsi, ha inserito anche le seconde carte di qualche case per andare a entrare con la compatibilità come qua, proprio le persone che non potevano girare a casa. E cosa dice il piano casa? Il piano casa ha 3 pilastri fondamentali. Il primo è tutta la manutenzione delle case le cosiddette case popolari. In Italia abbiamo oltre 60.000 codici di case nostre, c'è un numero assolutamente allarmante. Sono stati stanziati 970 milioni per fare i soldi, per andare a strutturare, per andare a rimetterle sul mercato, per andare a cercare di portarle a noi. E sono stati stanziati poi dei partenariati pubblico-privato, quello dei miei, la Presidente dell'ANCE, per andare a fare che cosa? Per fare delle iniziative
l'edilizia residenziale pubblica e l'edilizia residenziale sociale, ovvero 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni per andare a colmare una parte di queste. Sempre che potrebbe già essere colmato con tutte le 4 milioni di case sul tempo che abbiamo oggi tornare sul mercato in periodo molto. Poi c'è la seconda parte, che è il cosiddetto home housing in coesione, che nasce da un'iniziativa di Kimili, che hanno appena creato il fondo per la dotazione iniziale di 100 milioni di euro che prevede che cosa? Anche lì un partenariato pubblico-privato. Il privato che interviene con iniziative per portare una nuova vita di alloggi che sono a consumo zero, attualmente ma ancora di consumo zero. 10 giorni fa l'Europa ha sanzionato tutti i 27 Stati membri perché nessuno degli Stati membri europei ha presentato un piano per il consumo di suolo zero per andare a ricorrere il piano umanitario di Dimo. Questo perché probabilmente la norma approvata qualche tempo fa è una norma che sicuramente non fa nessun paese europeo se 27 non si riuscì, in solo i paesi galati non sanno niente. Cosa prevede il fondo housing? Prevede una cosa, prevede che le regioni presentino un piano, per cui entro settembre saranno i bandi, sicuramente la regione Veneto, il presidente interverrà, presenta un piano, aderisce a questo fondo, dopodiché i comuni presentano progetti per andare a recuperare che cosa? Tranquilli e e quindi vedi le mani poi sono inutilizzati, infine bisogna dalla parte di programmi operare di migliorare, ovvero dei rapporti per andare a creare questo famoso 73 che ci diceva il senatore, ovvero dei piani di edilizia convenzionata garantendo che cosa? Garantendo ai fragili abitativi un piano concordato, calmierato, con un costo inizialmente del 90% sul basso di mercato, per un intervento di edilizia che prevede il 70% degli immobili della valuta realità degli edilizi ad un costo che sia sicuramente più basso dal mercato e un minimo che avere il massimo del 30% di edilizia libera, per cui chiaramente il mercato tutta la parte lì ovviamente il imprenditore deve avere una marginalità può intervenire soltanto se ci sono anche lì poi c'è un'altra gamba che è la parte del cosiddetto decreto rilasci che in questi giorni in discussione alla Camera del decreto rilasci prevede che cosa? Prevede il dimezzamento dei tempi nel momento in cui c'è un inquilino dopo un'unità. Prevede un'applicazione disciplinare in cui siamo sulla una misura della relazione gli ufficiali giudiziari devono intervenire con i tempi più e questo poi lo porteremo a fine di questa giornata prende spunto da un'iniziativa di legge che il senatore Poli ha presentato in Senato di Solucionato che prevede il dimezzamento dei tempi nel caso di occupazioni senza titolazione di immobili e di chi è l'occupazione comunque di quei casi di mobilità. Prevede anche che cosa? Prevede la comunicazione nel momento in cui il ufficiale iniziava all'interno del piano casa che poi con l'appellito, come il previsto famoso tributo riscatto. Io vedo in una casa, pago l'affitto per un tot di anni, ma un po' di tempo ho la possibilità di riscaldare. Il famoso è tu vai che fino ad oggi non è mai stato normato, io ho fatto il mio amico in qualche modo. Sono stati finanziati il fondo per la mobilità di copertura, per il 2026 sono stati finanziati 22 milioni di euro per andare a rifinanziare un fondo che va a dare i partiti perché la cosa che mi pare sottolineare, il piano cava e tutti gli interventi che il governo sta facendo per i decreti di rilascio, i decreti di compra di risultato, non vanno assolutamente al piano straordinario, perché questi sono sempre della locale che diciamo dell'occupazione del Caldenaro. I piani a casa si prevedono con questo piano migrare l'applicazione di 100.000 unità che avere un piano determinato, un canone che sia più basso rispetto al mercato. Anche in questo caso il senatore ha presentato un progetto di legge del Senato che vale che cosa? Ad estendere la fascia di canone concordato del 10% o 12% del sia un po' di verità. E infine, chiaramente per i grandi candidati per il lungo periodo, un dito. Abbiamo anche poi fatto un'analisi sul Padova, allora noi lasciamo ora con voi
Partiamo da questo, Comune di Parma, come vedete, in vendita ci sono 16.000 alloggi liberi da farlo, ma solo 10.000 realmente utilizzabili per il mercato residenziale, che vuol dire in vendita. Ma la cosa che fa impressione è che questo è un sud, il centro del turno ho disponibilità di affitto. Voi capite la differenza che c'è quando prima parlavo, capiamo la fiducia tra cittadini, inquilini e proprietà. Qua si vede che scusate la brutalità, manca completamente. Questo è una delle cose da abbattere, totalmente da abbattere, sia sul piano pubblico economico, ma soprattutto io mi fido di te. E questa è la legislazione che si dava prima è proprio quella che cerchiamo di darci, con la garanzia per tutte le altre figure, anziani, minori, disabilità e tutto quello che sia. Però questa è una delle regole. Il piano è meglio, un città, ed è importante scegliere 14 euro in medio qua. Ma non è solo il 14 euro, ma sono soprattutto i aumenti da 19, 25 e 40%, che sono aumenti purtroppo importanti nella nostra città. E manca chiaramente gli attivi, la città delle case degli attivi di beneficerà aumenta il prezzo. Questo è uno degli effetti che oggi fa un tendenza brutale rispetto alla realtà. Qua vedete come incide il canone di additto rispetto al reddito a Padova, stanza singola media di 500 euro, 6.090 anni, 26,8% rispetto al reddito del 33%. Un filo ha un 50% reddito. A seconda delle zone ci sono le differenze, no? Da 9,77 a 15,71, 780 euro. 9.000 dal 40% che avete dicevo prima la media del canone medio, dell'aumento del canone medio a Padova. Per il locale 1.114, 61 euro. Poi vedete il paese importante. La media dicevo 14,12, aumento del 49%, che significa da 4 a 600 euro mese in più. Passando ora a 9,2 euro del quadro e si va dal nuovo al 15,6 al metro quadro, quindi una differenza rispetto al centro rispetto alle aree che utilizzano. Ecco qua, Veneto, case sfide, 2 milioni e 600 milioni e 650 abitazioni, scritte sono 522.000, le altre sono 7.800, occupato così da 20 a Padova, abitazioni scritte, effettuare abitazioni 457.000 scritte, 64.000 e le altre sono 1.670. Vedete i numeri in solo rispetto a quelli che sono fuori dallo speaker da oggi, sia nella parte di edilizia residenziale pubblica e sia nella parte generale come sono privata. La via delle città. Alla provincia di 1660 domande permesse molti a ogni santo 400 sono che 1200 parle di comunità. Dicevo prima, 46.000 studenti, 55.000 posti letto e anche qui la quota di 97 rispetto ai numeri. 1672 case acqua di mondo in città, 152 donne la stanno definendo tutti gli aspetti. Su questo volevo darvi un risolvento i tecnici stamattina ho fatto un piccolo ulteriore aspetto. Tutto questo che mi diceva sono senza per 120, questi sono 120
insomma, che non posso fare nulla perché hanno il mobilio nero. Uno viene in questo 120 casette e avendo ancora il mobilio del precedente non riescono a liberarlo per poter andare a vendere. 170 sono in assegnazione, 585 di quelli stanno simulando sono già per investimento, 250 sono nel piano quindi istituzionale, ma ancora l'asta, eccetera, eccetera, quindi tutto bene poco. Quindi, come vedete, c'è una serie di modalità per cui queste case rimangono sotterranee, no? Questa è, sono varie modalità, ma la burocrazia delle modalità non permettono poi di intervenire nel meglio. Ecco, credo che con questo abbiamo e credo che quello sia uno degli aspetti che abbiamo di fronte, che abbiamo avuto di fronte e che abbiamo di fronte alla fase di provincia, esempio che in Italia nel caso molto specifico. Nel caso Padovano credo che sia un aspetto importante, diciamo, della con forza per arrivare a Padova la grande abilità, ma per poi riusciamo a risolvere come città di la risposta in modo particolare adesso in questo sia dalla parte pubblica della vista net, sia dalla parte pubblico privato che della contraria di tutte le grandi che ci sono ecco che hanno avuto il meccanismo poi in verità hanno completamente diverso ma sentiamo anche il punto di vista da parte dell'ANCE e quindi l'azienda dell'ANCE in Cosselle da Grazie, sono le fondamentali sulla temperatura delle città, questa parola di mente, perché Napoli sta veramente quindi perché non si sente come le non siete poco. No, solo le se della parte registra sì. Vediamo che cosa c'è. Sto muoviendo ma e quindi sì, sicuramente il rispetto della casa è un problema reale che noi comprendiamo come cittadini italiani. Però ho osservato che la persona delle università in verità oggi è per umane e così riesce a dire è il numero delle possibili cioè noi ci abbiamo fatto l'esigenza delle sia per tanto della parte che per questa questo è essere liberati. Allora, noi abbiamo fatto con questo che in passa, in piano passa, questo noi la flessibilità che dà la possibilità di calare delle territorio a però quando servono ovviamente io per fare il suo lavoro di fare prima di correggere l'occhio. Abbiamo bisogno di progetti con ragazzi di comuni e altri che devono organizzarsi e mettere ovviamente progetti a disposizione. Progetti non chiari, quindi ci stiamo parlando di rispetto alle queste avevano leggere circa di stili di fare perché non c'è una soluzione, no? Non è abbia non sulla realtà come devi molto sulla dimensione umana che è successo anche con il suo blog, siamo scambiare tanti parla poco spesso, quindi anche di studiare queste leggi quindi uno spettere italiano privato, ma per c'è un spetto ma qui lo sai che la civiltà sicuramente devono essere chiaro di attuati
perché non mi sentite e quindi cercherò di sfruttare un po'. Quindi sicuramente la casa è, come ha detto anche il Sistore, è sempre più un problema sociale, economico, ma io direi anche ambientale. Noi in Italia, io dico come lo scrittore, siamo abituati a rimporre dei accizi e spesso che noi ci troviamo a realizzare progetti che stringiamo. Allora abbiamo bisogno di divisione e infrastruttura. Adesso inizia a parlare a diversificare, vigilare, quindi non si sopravvivere per loro modo che si sente che loro benissimo, ma abbiamo questo che stiamo dicendo. I nostri immobili sono anche anziani. Quindi il patrimonio che deve essere studiato. Il segreto della vita di stessi, che deve essere libero. Ma come andiamo ad agire anche sull'uomo, che sempre nell'ottica della riceviamo una legge come suolo, e non però, dove andiamo a realizzare il nuovo? Dobbiamo pensare a realizzare abitazioni che devono resistere per decenni. Guardiamo cosa sta succedendo. Noi sono in rapida evoluzione in cambiamento climatico. Ora abbiamo bisogno di abitazioni che siano anche autonome dal punto di vista energetico. Forse è una collocazione stavolta e può anche sembrare, non dico strafare l'applicazione della stavamo definizione energetica, però vediamo che succediamo le state, i condizionatori, abbiamo visto tutte delle cause, per forse rendere anche un intervento delle case come sistemi di accumulo per l'utilizzazione energetica. Dal punto di vista idrico, le nuove abitazioni dovranno essere ambienti dal punto di vista dell'acqua, con bacini di raccolta non bassi per essere magari poter utilizzare le irrigazioni, sempre i giardini, e anche per i consigli pubblici, perché vediamo quello che sta succedendo. Quindi abbiamo necessità di agire rapidamente, però agire con cognizione e soprattutto di guardare in prospettiva e in missione positiva. Cioè, io lancio anche la provocazione della risoluzione, ma questo ci diciamo a dire che forse dovremmo anche cominciare a costruire e sostenere per realizzazioni delle pari ma per lo tecnici ragionano quelli esistenti. Grazie, grazie Presidente. Adesso diamo la parola al Vicepresidente, l'onorevole Alessandro Silvestri. Io adesso sintetico, anche del Presidente che ha fatto un piano importante. Ringrazio il formatore a noi voi perché la mia vita qui non è una consigliera ma è una aspettativa grande della professione da un dito. Ma anche i dati sono stati prima evidenziati, forse interessano molto bene per l'immigrazione e molto probabilmente si sta confrontando una serie di giorni o leggende, prendo il tema di una devo vettori, non è una governo dal sito, con tutto che l'unica realtà quello che diceva prima il senatore crea un modello molto istituzionale, puntuale, evidenziato, oscillante, che ha scoperto che non vedo. Il primo problema è una produzione importante amministrativa di tutto quello che è il parco mondiale a livello di mare, ho detto con solo parola, nei nomi si calcolavo, io mi dico che sì. Prendevo spunto proprio di quello che aveva fatto Campani, forse alcuni si ricordano, nel seguito di c'era un tempo. C'era quella che serviva per tutta una serie di iniziative che non potevano essere all'interno di iniziative. In buona sostanza, bellissimo piantata, una cosa, 10 miliardi in 10 anni. La prima volta di Bambino, 150 miliardi e 500 mila immobili, non ancora 10 miliardi per 100 mila immobili e 1 miliardo all'anno. Quello che sostenevo prima, o si fa sinergia con la territorialità tra il pubblico e il privato o altrimenti non si va da nessuna parte.
dovessi fare 2 tonti alla serra, con ogni anno guardare 100.000 per 25 mobili, di altro se no, ha una ipotetica ristrutturazione, forse come tanto è, come 15.000 euro. Detto questo, visto che abbiamo anche tentato, che abbiamo parlato superiore tutto, modo di essere agevolata, che è un problema sociale inaudito, come sosteneva il senatore prima, bisogna sempre tenere in considerazione una cosa: se abbiamo circa 70.000 immobili vari d'Italia che devono essere manutenati, la domanda solo spontanea. Se il proprietario non si trova i suoi beni, mi domando che tipo di logica può avere nei confronti dei beni degli altri. Cioè, ci sono 2 problemi. Il problema è che non si può delegare all'ospedale, come non diceva prima, e allo stesso tempo non si può chiedere di miracoli alla politica. Bisogna che ci sia una consapevolezza che il problema della casa in Italia non si può risolvere, ma bisogna anche rendersi conto che negli ultimi anni, diciamo così, non è stato dato un certificato di organizzazione. Siamo male, non c'era comunque chi ha la realtà la conosco, ci sono sono dei centri che li conosco. Quindi vedere sempre di parlare, io dico che in Italia è compromesso, vedere che ci sono tutta una serie di sfruttamenti non è il massimo, anzi è lo sfruttamento di una città che crea ritorni di casa e porta tutta una serie di problemi di ordine pubblico che poi creano tutta una serie di identificativi. Sono contentissimo dell'iniziativa del signor Andrea ha dato in maniera puntuale in modo tale che se si capisce dalla casa propria cosa succede, non ovviamente si riesce a rendere o avere una lettura a livello nazionale di tutta una serie di problematiche. Ripeto, insisto, la mia cosa che è fattino con il senatore del Secondo, non è una patente perché dal posto è lungo e a porgersi tutta una serie di problemi crea dei che poi dopo potete perché 9 l'ultimo capitolo di che appunto poi dedicato a questo prendere l'intervento sociale. Io direi che come in Italia noi siamo attenti al consumatore, penso di essere stato chiaro a chi mi sto intervenendo in questo momento qua, alle persone che non solo vengono alle agenzie, ai soldini come fatto di Andrea, agli aumenti del 3%, del 600% a seconda di tutta una serie di dati, vediamo chiaro, c'è furia pura, ok? Detto questo, non sempre bene in considerazione la territorialità. Se vi ricordo dire e crea sinergia, allora la questione sorprende. Grazie. Ecco, l'occasione che affida si dia con un commercio la configurazione all'inizio che dice proprio 2 secondi l'attività legislativa dell'Europa considerare sia del 2% per portare a un votare per i locali commerciali, quindi a mani libere dei nostri comuni, della nostra realtà, a bottega di sala la serata che non mi apre più, che non mi appare, bar, negozio, e se vediamo anche quando non si dà lo scusa succedere, che funziona. Poi essere legale del lavoro un problema di sicurezza importante che io non sono capace rivivere il problema della e si può pensare alle trasformazioni, delle trasformazioni della parte commerciale in quadri, in piccoli persone, tutta la trasformazione che va nel futuro. Quindi questa è l'idea adesso che facciamo. Se non ha il 6 al 10% non materializza in Italia, il 10% vanno a girare da una punta, se hanno convocato al 10% non apertura si può fare, sono pure progetti. Devi portarla in identità e allargarla anche a quelli che sono, che c'è una proprietà di un ente, di una società, eccetera, che può portarlo in termini complessivi al 10%, quindi toglierà il cavolo del 10% che oggi usa. Ricorda nella normativa sui casi di immobili, di solito di altri di Venezia, con suo di 6 edizioni che dovrebbero essere assolutamente rentabili in certi settori, per ridare la fiducia veramente a cittadini, inquilini e che non viene per Prego? A ricordare lei la fare cominciare non sono viva
senza un tavolo tecnico segreto di domani ho fatto un procedimento della città del se ci sono probabilmente consigli da davanti sociali anche ai giornalisti lavoro sociale e vedere i dati abbiamo più verità che saluto anche in sala ci sono i nostri consiglieri provinciali Massimo Cavazzano e il Cinzio Colorado che sono qui dello scuola fila e mi lascia sia più simile sorella Renati il mondo globale che stanno raggiungendo tutti gli amici a un certo punto e per svuotare per lo faremo ringraziamento lo faremo ringraziamento magari ci musica sempre benissimo per il ringraziamento rapidamente abbiamo registrato sono sia da fastidio la stessa e ringrazio per la roba se ci sono domande da parte loro c'è un piano benissimo la signora aveva una domanda io sono isolati alla così che hanno soldi da fino a cosa importante per risorse idriche e poi la necessità di creare le risorse idriche riesce a ricreare anche dei bacini quando all'interno di quelle che sono addirittura delle qualificazioni già esistenti. In alcune occasioni ho notato che c'è la resistenza anche culturale da parte del costruttore che risponde dicendo no, sono forti cultivi, ci sono delle problematiche di perfume. Ora, secondo lei questo problema è un problema culturale oppure è proprio una cosa stato sufficientemente sentito? Allora, probabilmente un insieme di cose, anche il fatto che non è, forse finora stata sentita l'esigenza, adesso credo che l'esigenza sia solo gli occhi tutti, cioè l'esigenza è scoppiata, quindi dovremmo sicuramente poter riutilizzare le acque piovane nelle abitazioni, ma le acque piovane dovremmo cercare di recuperarle il più possibile anche per fare di rendere permeabile il terreno. Adesso anche nelle metodologie costruttive delle strade, però sono un esempio che girano non vogliamo reagire anche da mecaniconi, quindi non prescrivo le guarnizioni. Adesso a meno che non ci siano colleghi di acque, nessuno scuola, di fare, vengono prodotte per specie di sperti proprio perché è necessario riparare il più possibile l'acqua. Quindi credo che sia assolutamente questa ottica sono delle nuove abitazioni anche per la diffusione della classe energetica, l'obbligatorietà della cisterna, diciamo, lavora così per il contenimento e il recupero dell'acqua che è grazie allora se il 2012 facciamo il fuoco sulla torta e dopo andiamo subito ringraziamo il primo che ci ha offerto roba di fuoco mi va per il primo che devo fare male nel caso eccolo qua benissimo se riusciamo sono prima qui un po' da fare così ok se lo fa la prima se lo devo fare un po' più ci siamo allora vi invito tutti a prendere qualcosa con noi